Qui con la signora Anna Dessì, una paziente dell'ospedale civile di Sassari, che ci racconta la sua esperienza di ricoverata. Negativa sicuramente. Il reparto mi ha deluso tantissimo, a parte per... In che reparto è ricoverata, signora? sono ricoverata in neurochirurgia al quinto piano. I servizi igienici, aiuto. In più ci sono 6 giorni e i medici non si fanno vedere. O se si fanno vedere e chiedo di parlarli, ora non è il momento signora. 6 giorni per fare un'elettromiografia non mi sembra il caso. Puoi togliere il posto letto a una persona che sta veramente male. Io sto male, ma non in condizioni disperate, perché ci sono persone che stanno aspettando mesi per prendere il mio posto letto. Lei viene da? Da Riola Sardo. Come mai è venuta a Sassari? Sono venuta a Sassari perché dovevo subire un intervento di ernia discale, per un'ernia espulsa e migrata. E ero in lista d'attesa già da qualche mese. E niente, sono arrivata qui giovedì mattina. L'unica cosa che mi hanno fatto è il prelievo del sangue. Basta. Altre criticità che ha rilevato nella struttura ospedaliera, per quanto Ah, riguarda per esempio parlava della pulizia prima, per la esempio. pulizia, aiuto, i servizi igienici sono veramente sporchissimi. A parte che non c'è acqua calda, non scende l'acqua calda, non troviamo un cestino né nei bagni né nelle camere. È proprio sporco, sporco. Quindi abbandonate in tutti i sensi. Sì, io sabato sono dovuta andare a casa mia, mi sono fatta 100 km per farmi la doccia, perché non è possibile stare giorni e giorni senza lavarsi. E mi lavo con le salviette qua, ma non mi sembra il caso. Un messaggio per chi gestisce la sanità, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista amministrativo. Risolvere la situazione o chiudere il padiglione vecchio, perché è l'unica soluzione. Va bene, la ringraziamo tanto.